Ritardi nella viabilità, il cartello sociale soddisfatto, il viceministro Cancelleri tornerà a marzo. Incidente stradale autonomo a Canicattì, a perdere la vita una ragazza di 35 anni. Oggi giornata dell'epilessia, iniziativa al Plesso Pirandello, progetto Erasmus per gli alunni del Gallo. Calcio, reti bianche nel derby Acragas Canicattì, basket, altra vittoria in casa per la Fortitudo, pallavolo, la 6 a Paragona ha battuto a Chieti. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Il viceministro alle infrastrutture e ai trasporti Giancarlo Cancelleri è stato ad Agrigento sabato scorso 8 febbraio dopo la marcia del 25 gennaio contro l'isolamento viario della provincia. Ha premesso che tra un mese a marzo sarà ancora ad Agrigento in prefettura. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. La formazione di tavoli tecnici distinti per area geografica della nostra provincia al fine di seguire costantemente le opere viarie incompiute dell'Agrigentino è stato questo il risultato dell'incontro svoltosi in prefettura alla presenza degli esponenti del cartello sociale formato dalla Chiesa, dai rappresentanti sindacali, dalle organizzazioni imprenditoriali, dai presidenti dei consigli comunali, dai sindaci e come controparte l'ANAS. Questo l'impegno preso al termine dell'incontro dal vice ministro Giancarlo Cancellieri. Prossimo appuntamento lunedì 9 marzo per una verifica del tavolo tecnico e del lavoro svolto. Che io ho lanciato oggi un tavolo permanente che si riunirà mese per mese e l'ho intitolato Operazione Verità. Dobbiamo cominciare a raccontare ai cittadini quello che c'è, quello che avviene e soprattutto quali devono essere le prospettive, e dobbiamo affrontare aggredendo tutti i cantieri per cercare di portare a casa tutti i risultati possibili. Quindi già alla fine di questo mese, 28 e 29 febbraio, 2 giorni in giro per la provincia per andare a visitare tutti i cantieri che ci sono e le criticità, insieme con Don Mario, insieme con tutti i sindaci, i sindacati, perché è giusto che avvenga questo. E da giorno 9 di marzo cominciamo 4 tavoli tecnici permanenti e contemporanei che grazie all'aiuto del prefetto di Agrigento si svolgeranno qui in prefettura per affrontare insieme con ANAS appunto le criticità e dare date e fare rispettare finalmente a chi sta lavorando nei cantieri i tempi che ci danno. Al momento quali indicazioni certe possiamo dare in maniera molto sintetica su questo penritato? C'è qualche opera che si sta sbloccando o qualcosa che si sta muovendo a breve? Beh, innanzitutto la Palermo-Agrigento, la buona notizia è che ci sono già 2 aziende che hanno firmato i contratti di affidamento e la prossima settimana le ufficializziamo perché è una cosa per noi importante e lì si riavvieranno finalmente i lavori perché dobbiamo dare un input, come è avvenuto a Caltanissetta sta avvenendo anche qui sulla Palermo Agrigento, e porteremo avanti, e quindi questo sarà lo sblocco di una grande opera che ci sarà. Poi dobbiamo avviare adesso anche la progettazione, la 115, la tangenziale di Agrigento, la tangenziale di Gela, che riguardano questo grande raccordo che finalmente si deve chiudere in Sicilia per quanto riguarda le autostrade, e poi alcune delle strade provinciali e delle strade statali che andremo a monitorare. Ci sono tempi certi che io voglio che vengano detti e che voglio e mi impegno a fare rispettare, e questa è una cosa per me importante, dai viadotti Agragas, dal viadotto Petrusa, da tutte le altre questioni aperte mai chiuse che rendono la questione di Agrigento una vergogna. Ponte Petrusa qual è il problema, Ministro? No, sul ponte Petrusa non c'è nessun problema, la questione è che l'azienda di Aragona ha semplicemente dei ritardi organizzativi, però ci hanno assicurato che cominceranno i lavori già da lunedì, saranno in cantiere già da lunedì, cominceremo con il varo dell'impalcato e dentro maggio dovremmo finalmente consegnare ai cittadini questi lavori. Io andrò personalmente a parlare con queste persone perché voglio che si prendano anche loro una fetta di responsabilità, perché al di là di tutto, e visto che noi come Stato non abbiamo mai fatto mancare i denari a chi lavora per realizzare le opere, voglio che si prendano anche loro un minimo di responsabilità per quelle che sono delle cose importanti da fare. L'impresa al lavoro, abbiamo chiesto all'impresa di aumentare le maestranze sul posto perché i lavori devono accelerare, dobbiamo cercare di riaprirla al traffico prima possibile.
mentre sul viadotto Acragas non siamo in condizioni di dare delle scadenze. Viadotto Acragas abbiamo l'impresa a lavoro, i primi lavori saranno completati entro il mese di maggio. Tutti i lavori che riguardano le pile di Acragas 1 e Acragas 2 e gli impalcati saranno completati entro la fine del 2021. Dottore Mele, qual è la situazione attualmente qui in prefettura di Agrigento? Arrivano delle risposte? Un attimo. La prossima opera importante qui in provincia di Agrigento che riteniamo di poter completare è il Ponte Petrusa, sulla quale abbiamo accumulato dei ritardi dovuti certo non alla nostra attività ma all'attività dell'impresa. Stiamo cercando di risolvere e fare in modo che entro maggio possa essere completato. I lavori non si sono fermati, hanno avuto un rallentamento che vogliamo recuperare. E adesso ascoltiamo le reazioni del cartello sociale che ha organizzato la protesta e partecipato al tavolo tecnico. Sentiamo. Ecco, una sua valutazione, gentilmente. Una valutazione positiva, perché essere stati allo stesso tavolo e avere deciso di fare 4 tavoli tecnici per diverse 4 aree ed essere nell'immediato concreti e vedere quali tipi di intervento si possono subito realizzare è sicuramente un dato positivo. Naturalmente faremo di tutto per cercare di vedere come questi tavoli saranno davvero efficaci sul territorio. Continuano i lavori di questi tavoli tecnici e penso che siamo sulla buona strada, almeno per noi sembra che si profili questo collegamento veloce tra la zona interna e la costa, quindi la SP32 che noi chiediamo sia ammodernata per darci questo collegamento veloce e mettere in rete l'economia del nostro territorio con il resto dell'economia della provincia di Agrigento e dell'isola, ma soprattutto ci darà la possibilità in tempi speriamo brevi di ottenere questo risultato, di poter raggiungere i primi presidi ospedalieri di Sciacca e il tribunale e i servizi essenziali. Ecco, con questa viabilità nuova che ci consentirà, abbandonando i percorsi tortuosi, di arrivare subito alla 115 di cui si paventa anche in prospettiva un ammodernamento. Il Genio Civile è stato chiamato come partner del tavolo tecnico da istituire, ecco, intanto anche una breve valutazione su questo incontro di oggi in prefettura. Sì, sicuramente è un'iniziativa importante, siamo ben disponibili a fare da supporto a questo tavolo tecnico, insomma ci muoviamo lungo un percorso già tracciato da tempo per promuovere insomma, lo sviluppo socio-economico della città, insomma, cercando di invertire una tendenza che negli ultimi lustri ha progressivamente isolato dal punto di vista infrastrutturale la nostra terra. Tra qualche settimana partirà il censimento e l'ispezione delle condizioni di efficienza strutturale di 150 ponti sulla rete delle strade provinciali, poi abbiamo stabilito anche un canale preferenziale grazie alla quale sono stati approvati progetti importanti per lo sviluppo socio-economico della nostra terra, i lavori per la ricostruzione del Ponte Petrusa, i lavori per il consolidamento del Ponte Morandi. Però non possiamo fare a meno di registrare che di fatto alla velocità con cui noi rispondiamo molto spesso non fa eco un'altrettanta velocità poi in cantiere. I lavori si muovono con molta lentezza e quindi questi tavoli sono molto importanti per cercare di stimolare i soggetti competenti e le maestranze incaricate. Altro sabato di sangue, altra notte di un fine settimana all'insegna della tragedia stradale, questa volta è accaduto in contrada a Rinazzi a Canicattì. A perdere la vita è stata una ragazza di 35 anni. C'è il servizio. Non accenna ad arrestarsi il triste fenomeno delle stragi del sabato sera, altro sangue sulle strade, altra notte di un fine settimana all'insegna della tragedia stradale. Questa volta è accaduto in contrada Rinazzi a Canicattì. A perdere la vita è stata una ragazza di 35 anni, Rosalinda Migliore. Alle 22 circa, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'autovettura che stava guidando, una Hyundai Matrix, si è schiantata contro un muretto di un'abitazione privata. La giovane è risultata essere gravemente ferita ed è stata subito trasferita con un'ambulanza del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo di Canicattì,
Giunta in ospedale, la 35enne casalinga è stata subito sottoposta dai medici in servizio ad un delicato intervento chirurgico, ma durante quell'operazione è deceduta. Sul posto si sono precipitati i poliziotti del commissariato cittadino che si sono occupati dei rilievi tecnici per ricostruire la dinamica dell'incidente in cui ha perso la vita Rosalinda Migliore. Il 26 luglio del 2018 il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, a conclusione del giudizio abbreviato, ha inflitto 4 condanne in primo grado per la lottizzazione abusiva e violazione della normativa edilizia, perché il borgo Scala dei Turchi, villaggio residenziale di lusso da costruire a ridosso della rinomata spiaggia di Marna Bianca e Ralmonte, sarebbe abusivo. Altri 8 imputati sono stati rinviati a giudizio. Adesso il giudice Provenzano ha depositato le motivazioni della sentenza di condanna e tra l'altro scrive: il piano di lottizzazione Comaer ha illecitamente saccheggiato una zona protetta, operando sbancamenti ingenti e sconvolgendo l'insieme del sito che si affaccia sulla falesia unica al mondo denominata Scala dei Turchi. Nel 1992 l'assessore regionale dell'epoca ha modificato il termine di durata del vincolo di immodificabilità, abrogando di fatto una legge. Per questo, essendo in contrasto con una legge ordinaria, è come se non esistesse. Che un decreto assessoriale possa abrogare una legge ai limiti dell'analfabetismo giuridico. Sono state violate pure le norme che impongono distanze minime dal mare per ogni costruzione. L'ex sindaco di Rialmonte, adesso imputato, anziché spendere tempo e lavoro per proteggere e tutelare il suo territorio, si è posto come principale responsabile della vicenda. L'Istituto Comprensivo Agrigento Centro aderisce alla Giornata Internazionale dell'Epilessia. Stamani il dottor Antonio Vetro ha incontrato gli alunni della scuola secondaria di primo grado del plesso Pirandello di Agrigento. Il nostro direttore Arturo Cantella. L'Istituto Agrigento Centro, plesso Pirandello, oggi organizza Giornata Mondiale dell'Epilessia, un incontro con il responsabile, il dottore Vetro. Ecco, momenti importanti che servono anche a sdrammatizzare proprio l'evento in sé. Per il secondo anno l'Istituto Comprensivo Agrigento Centro aderisce alla Giornata Internazionale dell'Epilessia. Stamattina il dottore Vetro incontrerà i nostri ragazzi alla scuola media, mentre di pomeriggio gli operatori scolastici, docenti, personale ATA e io saremo lieti di partecipare a Incontra l'esperto, quindi medici ed esperti che illustreranno la patologia agli adulti. È una patologia il cui esordio avviene generalmente in età infantile e nell'adolescenza, quindi in età scolare. Significa che investe anche la scuola, non solo perché deve essere in grado di fronteggiare eventualmente una crisi, ma anche perché attorno a questa patologia ruota ancora un forte pregiudizio e quindi il compito della scuola, al di là di garantire a ciascun bambino il diritto allo studio, lo star bene, un percorso scolastico proficuo, deve anche lavorare per i cambiamenti sociali e culturali, per abbattere quei pregiudizi, quelle diffidenze che acuiscono ancora di più il malessere in cui verte ovviamente qualsiasi persona colpita dalla patologia. È importante questa giornata perché ci dà la possibilità di smitizzare l'epilessia. L'epilessia è sempre stata vista per problemi anche religiosi, problemi di assistenza, come qualche cosa lontano da me, che deve stare lontano da me. Purtroppo invece abbiamo l'1% della popolazione che invece soffre di epilessia e questo 1%, i 2/3 dei casi l'epilessia insorge in età scolare ed è il motivo per cui siamo a scuola che stiamo parlando di questa cosa. Le epilessie è una malattia, l'epilessia è caratterizzata dalle crisi epilettiche. Le crisi epilettiche sono di diverso tipo, la maggior parte di crisi epilettiche sono, tra virgolette, le cosiddette crisi di grande male. Le crisi, quando una persona ha una crisi di grande male, che cosa fa? Diventa rigido, perde conoscenza, cade a terra, incomincia a scuotersi, a avere delle convulsioni. E in questo momento lui ha perso conoscenza, ha i denti stretti, non riesce a respirare bene, diventa nero in faccia proprio. L'impressione è un'impressione di morte, quello che le mamme dicono quando mi parlano dei loro figli che hanno crisi: mio figlio mi parse che era morto, è morto, c'è questa esperienza di morte che vivono i genitori. Oggi abbiamo la possibilità di
non solo di curare l'epilessia, abbiamo la possibilità di bloccare le crisi in tempi anche rapidi. Le crisi di per sé durano da 2 a 5 minuti, l'85% dei casi. E noi possiamo bloccarla, vi sono dei farmaci, dei glisterini con cui possiamo bloccare queste crisi. Adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco. Adesso parliamo di un progetto Erasmus che ha coinvolto gli alunni dell'Istituto Gallo di Agrigento. Vediamo. Al Gallo ad Agrigento un nuovo progetto relativo all'Erasmus, un programma vasto che anche quest'anno vede la sua realizzazione. Sì, è il primo anno che l'Istituto Gallo promuove un partenariato con i paesi della Romania e della Lituania. Ieri sono arrivati i ragazzi, i docenti e i dirigenti. Uno scambio culturale, umano, di gemellaggio e di attività in sinergia. Questi ragazzi questa settimana gireranno tutta la Sicilia. Stamattina sono nel nostro auditorium ad assistere allo spettacolo. Il progetto porterà anche i nostri ragazzi sia in Lituania che in Romania. Sono molto contenti i ragazzi di fare questa esperienza, è da mesi che si preparano e che preparano delle attività per far vedere la nostra scuola come è organizzata, e poi vedranno la scuola della Lituania e della Romania. Un grazie sentito a tutti i docenti che hanno collaborato per questa attività, e un grazie sentito anche a chi ha fatto delle ore di viaggio per poter venire a vedere la nostra Sicilia e le nostre scuole. Quindi un interscambio culturale per vedere anche le relative realtà quali sono? Sì, per anche crescere nelle nostre attività, per vedere ciò che fanno in Lituania e Romania e ciò che facciamo qua, e in sinergia creare delle attività comuni, e già stamattina lo vediamo nel nostro palco, si esibiscono ragazzi che sono arrivati ieri tra l'altro della Romania, della Lituania e gli italiani, quindi abbiamo iniziato il percorso con l'inno nazionale della Romania, della Lituania, dell'Italia, e c'è un'atmosfera festosa in tutta la scuola, proprio perché questi incontri non vanno altro che far crescere ai ragazzi l'idea che siamo una grande comunità dove conviviamo e dove organizziamo attività assieme. We salute our friendship, we salute coming here in this school, we are so happy, it's very fine, your people are very fine, they are very fantastic people. Thank you. Bonjour à tous, je voudrais remercier l'école qui nous accueille. On est vraiment surpris de votre gentillesse, de la chaleur de l'accueil. Je souhaite bonne semaine à tout le monde. Saluto Italia. It's very, very nice in Catania. You have a culture very, very good. I have history. I so come back in Romania. Very, very impression the school and the children, and we next year come back in Romania and visit. Saluto Italia. Bonjour, je suis professeure de français. Je veux remercier Madame la directrice pour l'accueil et bien sûr à tous les partenaires et à Madame Maria Laporta qui a fait ce projet possible. Donc un grand merci à vous. Terremoti è stato illustrato un innovativo sistema di monitoraggio sismico, i particolari nel servizio. È stato illustrato nei giorni scorsi a Messina il progetto MEMS, un innovativo sistema di monitoraggio di siti strategici della città, realizzato in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. La presentazione dei progetti MEMS rientra nell'ambito degli eventi organizzati in occasione del 111° anno dal terremoto del 1908, che si concluderanno con l'11ª edizione della Settimana della Sicurezza Messina Risk Sisma 2020, in programma dal 20 al 25 aprile 2020.
attraverso il posizionamento di sensori accelerometrici in punti strategici per tutelare la collettività in caso di sisma e renderla più resistente. La stazione sismica è in grado di percepire e misurare lo spostamento del terreno dovuto al passaggio delle onde sismiche a seguito di un terremoto e allertare in tempo reale le autorità di gestione dell'emergenza. Attualmente i sensori attivi in città sono 6, posizionati 3 a Palazzo Zanca, 1 al COC, sede della Protezione Civile Comunale in via Cireale, 1 al Palacultura ed 1 a Palazzo Satellite. Lo stiamo ricordando in tutte le nostre iniziative che riguardano il 111° anniversario del terremoto del 1908. Questa è una di quelle attività che questa amministrazione ha portato avanti con l'approvazione in giunta il 28 dicembre proprio del 2018 in occasione del 100° anniversario, che guarda a questa convenzione con INGV per questo progetto MEMS, che è un progetto che prevede il posizionamento di sensori sugli edifici per monitorarne il comportamento a seguito di un evento terremoto. Un'importante collaborazione che guarda al futuro. Messina spesso viene considerata punto di riferimento sotto il profilo della sicurezza, l'abbiamo detto in altre circostanze, e questo potrebbe essere un motivo di orgoglio per la nostra città. Sì, doveva essere così perché Messina è anche oggetto di studio, è portata come esempio in tutte le rappresentazioni che vengono effettuate in tutti gli studi da parte degli addetti ai lavori come elemento esempio proprio da tenere in considerazione sulle ricadute che si possono avere in una città a seguito di un terremoto di quella portata. Noi abbiamo da sempre cercato di essere sensibili a questo e stiamo attuando tutto quello che è possibile per far sì di avere una città monitorata e sempre sotto controllo attraverso questi strumenti che ci consentono appunto di poter programmare quelli che possono essere gli interventi strutturali e le modalità di intervento che si dovranno eventualmente eseguire in caso di calamità. Si parla di siti strategici, ci sono le scuole, e quali altri vengono considerati tali? Diciamo che il progetto si sta ampliando, quindi nel corso del 2020 in questo momento noi abbiamo posizionato circa 6 sensori, arriveremo a circa 20 sensori posizionati in città, si guarderanno le strutture sensibili, quelle che sono praticamente deputate poi ad ospitare eventualmente in caso di calamità le strutture dei soccorsi, quindi la macchina dei soccorsi dovrà pure avere dei punti di riferimento. Poi naturalmente si guarderanno tutte quelle strutture che devono necessariamente essere controllate per altri motivi e per la loro sensibilità. Insieme in poesia con Francesco Setticasu, un incontro al Circolo Empedocleo di Agrigento per ricordare il poeta recentemente scomparso. Vediamo. Insieme in poesia, questo è l'evento culturale organizzato dalla casa editrice Mettinova per ricordare il giovane poeta prematuramente scomparso Francesco Settecasi. Ampia è stata la partecipazione di amici che ha visto anche gli interventi qualificati di Giusy Carreca, Rosellina Celauro, Antonio Liotta, Lia Lobue, Giovanni Moscato, Antonio Patti, Alfonso Gueli e il critico d'arte Beniamino Biondi. È una giornata intensa in cui si ricorda un amico, si ricorda uno scrittore agrigentino, ed è un ricordo affidato alla voce e alle testimonianze di tante persone che lo hanno accompagnato nella sua vita privata ma anche nella sua vita letteraria. Una vita letteraria che è esplosa sostanzialmente alle soglie dei 60 anni, dopo tanti anni in cui evidentemente ha maturato interiormente un fare poetico che poi si è dato dalle più differenti declinazioni letterarie. Una poesia che ha dei rimandi alla classicità anche dal punto di vista della metrica e della fonetica, una poesia che richiama chiaramente il nostro contesto mediterraneo e che quindi potremmo definire mediterranea anche dal punto di vista dei contenuti e dei rimandi, ma soprattutto ha degli ancoraggi estremamente significativi dal punto di vista dei contenuti. Francesco ha sempre e soprattutto parlato dell'idea dell'amore, un amore declinato nelle sue più ampie accezioni, dall'amore spirituale all'amore carnale. Queste poesie in qualche modo hanno nel corso degli anni si sono date anche delle nuove direzioni di linguaggio e di lavoro, oltre al libro che io ho prefato un paio di anni addietro al titolo Sonetti Sicani, sono stati pubblicati altri volumi di Francesco in cui in qualche modo è proseguito il suo lavoro sul linguaggio che certamente avrebbe dato nel corso degli anni ancora più maturi frutti. Oggi comunque lo si ricorda e lo ricordiamo come uno di noi, presente insieme a tutti gli amici che in qualche modo discutono con lui e di lui attorno alla poesia.
Si è spenta ieri la signora Carmela Cacciatore, mamma del direttore del reparto di lungodegenza post-acuzie dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, Onofrio Cacciatore. A lui e ai parenti tutti sentite condoglianze da parte di TVA. L'ultimo saluto oggi alle 15:30 alla chiesa del Quadriglio di Agrigento. Adesso c'è la seconda ed ultima pausa pubblicitaria, tra poco. Siamo adesso allo sport, partiamo dal calcio, eccellenza, il derby fra Akragas e Canicattì finisce in parità. Carmelo Lentini. Operazione sorpasso fallita per l'Akragas del tecnico Totovullo che contro la vice capolista Canicattì raccoglie un pari che serve ben poco. Una gara combattuta, affrontata da entrambe le squadre con parecchia determinazione, ma senza tuttavia riuscire ad impensierire i rispettivi guardiapali, che hanno svolto un semplice lavoro di ordinaria amministrazione. Più pericoloso l'Akragas, che ha colpito una traversa piena con cipolla, ha avuto annullato un gol di Gambino per presunto fuorigioco e negato un calcio di rigore per un Mani giudicato involontario dall'arbitro. Di contro un Canicattì che ha attuato un costante pressing, non disdegnando di andare pericolosamente in contropiede, e che ha sfiorato un paio di volte la rete del vantaggio. Al 9° minuto, pressato Gambino da un avversario, spedisce il pallone oltre la traversa. E tante le proteste per un'eventuale assegnazione del penalty, ma l'arbitro sorvola. Al 15° capovolgimento di fronte del Canicattì, con Iezzi che in contropiede riesce ad entrare in area di rigore agrigentina e di esterno destro sfiora il palo alla sinistra di Paterniti. Al 29° Akragas si avvicina alla rete dell'1-0 con Cipolla, che sugli sviluppi di un calcio di punizione colpisce di testa, ma è sfortunato perché la sfera sfiora la traversa ed esce fuori. Un minuto dopo, gol annullato a Gambino per fuorigioco. Nella ripresa al 62° un colpo di testa di Gambino termina sul braccio di un difensore canecattinese. Si grida nuovamente al penalty, ma l'arbitro anche stavolta è irremovibile. Al 70° l'Akragas batte un calcio di punizione in piena area biancarossa, sbuca Cipolla che colpisce la traversa piena. Poi viene espulso Danilo Greco del Canicattì per doppio giallo. In inferiorità numerica il Canicattì non si disunisce, riesce a contenere gli attacchi dell'Akragas e a portarsi a casa un pari utilissimo per la propria classifica. Per l'Akragas si tratta dell'11° pareggio, che serve solo a mantenere l'imbattibilità stagionale. Non cambia molto la classifica generale dopo i risultati maturati in questa 21ª giornata. Sia il Dattilo che le dirette inseguitrici, Canicattì ed Akragas, lasciano invariate le distanze tra di loro. In quarta posizione, a 6 punti dall'Akragas, c'è sempre la San Gotthardese che, vincendo sul campo del Don Carlo Misilmeri, ha ridotto le distanze. Per quanto riguarda la Pro Favara, la squadra di Giovanni Falsone perde nell'anticipo del sabato sul campo del CUS Palermo. Chi vince senza colpo fierire è invece il Geraci, che ha atteso inutilmente l'arrivo della squadra ospite, vale a dire la Cefaledium. Prima di parlare della partita vorrei parlare di alcune presenze molto significative sugli spalti. Abbiamo rivisto l'ex presidente Silvia Lessi, Angelo Vella. Era una semplice curiosità o la loro presenza significa qualcosa? Silvio è vicino all'Akragas, perché se voi notate nella maglietta alla parte di dietro c'era il logo della sua azienda, quindi comunque è vicino. Penso che Angelo Vella sia venuto per vedere la partita, comunque è sempre, come dire, una persona che ha l'Akragas del cuore, per cui indubbiamente, visto il big match, è venuto. Ci fa piacere che comunque sia ritornato all'Essereto, come sono venuti anche dei procuratori importanti, c'era Pippo Accardi, c'era Infantino che è venuto a vedere la partita. C'erano diverse personalità, Pasquale Borsellino, quindi è una partita che ha richiamato tanto pubblico e mi fa piacere che sono venuti, significa che stiamo facendo qualcosa di importante. Ecco, rientriamo un attimo nella partita. Partita deludente, ma molto combattuta. Risultato secondo te? Assolutamente, non ho visto quella voglia di vincere che doveva connotare tutti i giocatori, tranne qualcuno. Voglio elogiare su tutti Cipolla, non perché ha preso la traversa, ma perché
incarna perfettamente quello che è la mia idea di calcio, ma molti altri giocatori sinceramente mi hanno deluso perché, ripeto, mi aspettavo sotto il profilo della consistenza agonistica alla gara un approccio più importante, più determinato, più grintoso e non lo so, forse questa squadra è così, non possiamo farci niente, è una specie di elettrocardiogramma piatto, non risponde alle sollecitazioni, le abbiamo provate tutte, adesso cominceremo a prendere qualche provvedimento, così come non mi sono piaciute alcune scelte perché bravura di Pippo Romano per carità, però nessuno si è accorto che l'Agragas era in superiorità numerica e questo dobbiamo recitare un mea culpa, così come anche la sostituzione di Lara è arrivata tardi, quando tutti ci accorgevamo dalla tribuna, uno che era in difficoltà e due che era infortunato. Meno male che Angelo Caronia non ci ha punito, perché Angelo è un giocatore abbastanza forte e quindi poi anche l'entrata di Sant'Angelo, se devi vincere la partita devi metterlo prima. Ci sono delle cose che non mi sono assolutamente piaciute e non le mando a dire, le dico direttamente perché non ho mai avuto peli sulla lingua, figuriamoci oggi, quindi sono molto arrabbiato perché era un'occasione per tentare il sorpasso al Canicattino. Ognuno guarda a casa propria, io per quanto mi riguarda siamo stati un po' penalizzati da alcune situazioni, da alcune decisioni, non me lamento della partita perché questo è il calcio, ci aspettiamo sempre partite così robuste, due squadre che ti contendono punti importanti, grandissimo rispetto per chi ha giocato e per tutti coloro che sono stati in campo, sono stati giocatori veramente incommiabili, hanno giocato veramente tutto e quello che avevano, sia quelle di casa che quelle fuori casa, cioè Canicattì e Agragas, sono veramente contesi tutto. Probabilmente qualche decisione ci ha dato fastidio, però ci può stare, quindi il risultato non è gradito, ma dobbiamo accettarlo perché alla fine ha detto la verità. Ancora calcio, ma scendiamo di categoria, uno sguardo ai risultati di promozione. Carmelo Lentini. Nel campionato di promozione Girone A, l'Unitas Sciacca cade sul rettangolo di gioco di Lercara Friddi contro il locale Albatros e accorcia le distanze dalle dirette inseguitrici che sono Folgore sotto di 1 punto e Casertermini di 2. Ma attenzione, se in settimana il giudice sportivo che prenderà in esame il risultato della gara giocata dalla compagine di Pino La Bianca con il Partinico Audace sul campo era terminata in parità 1-1 e decidesse di assegnare partita vinta, il Casertermini riconquisterebbe nuovamente la vetta. Ritornando ai risultati della giornata, l'Unitas Sciacca è stata piegata su calcio di rigore trasformato dal lercarese Ferrante, mentre il Casertermini si è aggiudicato il match con la Nissa grazie ai gol di Fofanà, che ha segnato una doppietta, e Marchese. Cade inesorabilmente il Camarat invece sul campo del Città di Casteldaccia, idem la Gattopardo di Palma di Montechiaro, travolta in casa dalla lanciatissima Mazzarese. In classifica generale, per quanto riguarda la zona bassa, la Gattopardo ha 6 punti di distacco dalla penultima Villabate, mentre dal Camarat, terzultime, i punti invece sono 8. Basket, la Fortitudo Agrigento batte Roma e rimane seconda. I biancazzurri riescono a imporsi con il punteggio di 89-76. Vediamo i commenti del dopo partita. Come abbiamo visto tutti è stata una partita molto dura fisicamente, è stata una partita di grande tensione nervosa, la posta in palio per entrambe le squadre era importante perché a questo punto della stagione 2 punti in più o in meno possono fare la differenza per chiunque. Sapevamo per tanti motivi che la gestione delle energie era un po' un'incognita da parte nostra e anche da parte loro. Sapevamo ed eravamo pronti a giocare contro una squadra molto fisica perché Roma, al di là che chiaramente in classifica ha una classifica un po' deficitaria, è una squadra fisicamente ben strutturata, ha giocatori di stazza in tutti i ruoli, ha gambe, ha presenza fisica. Con Maffezzoli ha anche un'identità ben precisa di gioco, hanno l'idea di andare precisamente in singoli vantaggi per andare a sfruttare appunto le loro caratteristiche fisiche e quindi la nostra partita dal punto di vista tattico era abbastanza chiara. Il primo tempo abbiamo avuto una squadra contro
che si è opposta molto bene a tutte le nostre folate offensive. Il punteggio, eravamo -2 se non sbaglio a fine secondo quarto. La nostra intenzione era quella di provare un po' a sfiancarli sul ritmo, nel senso che una partita punto a punto a metà campo sarebbe stata molto pericolosa contro di loro per tanti motivi. Il fatto di comunque provare a forzare il ritmo offensivo poteva alla lunga darci quel vantaggio che obiettivamente poi alla fine ci ha dato, per struttura anche di tecnica e atletica delle due squadre, quindi siamo contenti del risultato. L'unica nota un po' a margine che Paolo Rotondo ha subito una botta al ginocchio, non lo sappiamo cos'è. Domani valuteremo, domani e dopodomani valuteremo con i medici, non sappiamo ancora che tipo di problema è, può essere che non sia assolutamente niente, però è chiaro che ha preso una botta e non è potuto stare dalla partita, tutti gli altri hanno dato il loro contributo, sapete che io non parlo mai dei singoli, però una menzione a Chiara Stella che ha giocato 40 minuti, una menzione a Ambrosini che in un momento di difficoltà nell'ultimo quarto ha avuto il coraggio e la bravura di mettere canestri pesanti, e quindi non me ne voglia nessuno, ma mi permetto di fare queste due note. E per quanto riguarda la squadra, avete visto, è una squadra che non molla mai. Oggi Pala Moncada era strepitoso, è stato presente dal riscaldamento pre-partita fino all'ultimo secondo, è stato con noi nei momenti di difficoltà perché ne abbiamo avuti, sia fisici che tecnici che di punteggio. Coach, che partita è stata? È stata la partita dura che ci aspettavamo, non è un caso se Agrigento in casa ha perso una volta sola, squadra che in casa ha una dimensione di energia che riesce a esprimere su tutti i 40 minuti e quindi meritatamente occupa la posizione che occupa in classifica, perché pur regalando uno straniero gioca una partita intensa, gioca una partita vera, gioca una partita dove, devo essere sincero, a un certo punto non ho capito quale fosse il metro, ma sicuramente Agrigento è stata più brava di noi ad adeguarsi a quella che era il metro arbitrale. Ho poco da dire sulla prestazione nostra. Noi arrivavamo dal KO pesante, soprattutto mentalmente con Latina, quindi quello che avevo chiesto ai miei giocatori era di dimostrare che volevamo rialzarci, perché sarebbe veramente un peccato in questo momento della stagione buttare quanto di buono era stato fatto prima dello scempio del quarto quarto di Latina. Devo dire che a lunghi tratti la risposta della squadra è stata quella che mi aspettavo, però 7 assist e 18 perse sono, oltre oramai alla costante dei tiri liberi, un dato che ci condanna e su cui dovremo ovviamente lavorare, visto che noi la prossima andiamo a Capodorlando ed è inutile che dica quanto è importante per noi la partita di Capodorlando. Battuta d'arresto nel campionato di Serie B1 femminile di pallavolo per la SEAP Dallicardillo Aragona, che è stata sconfitta 3-2 in trasferta a Chieti in occasione della 14ª giornata, la prima di ritorno. La squadra allenata da Luca Secchi è mancata nei momenti topici della partita e ha commesso tanti errori in alcuni momenti fondamentali come battuta e ricezione. Le padrone di casa invece hanno giocato una partita energica e hanno meritato il successo. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.